Venerdì 19 gennaio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi ci occuperemo di Doggy Bag, lo sportino per cui si può portare dal ristorante la roba a casa contro gli sprechi alimentari. Poi vedremo se e come arriva il servizio civile in un grande comune come Catania. E infine i vantaggi del vino biologico, che però non a tutti piace, ma vedremo fra poco. Allora, cominciamo con la tegola giudiziaria sul neonato reparto di cardiochirurgia pediatrica al Civico di Palermo. Il TAR, il Tribunale regionale, ha accolto il ricorso di un medico che aveva partecipato alla selezione per primario. Vediamo che è successo. È una tegola giudiziaria quella che cade oggi sul futuro della cardiochirurgia pediatrica a Palermo, tornata nel capoluogo a 13 anni dalla chiusura. La quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha infatti accolto il ricorso presentato dal primario di cardiochirurgia pediatrica di Bari, Gabriele Scalzo, contro l'Arnas Civico di Palermo nei confronti di Fabrizio De Rita, vincitore del concorso di selezione per il ruolo di direttore del nuovo reparto nato in convenzione con l'Istituto San Donato di Milano. Questo reparto avrebbe dovuto rappresentare l'unica struttura in Sicilia con la dichiarata futura chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina, dopo 13 anni divenuto, secondo i dati Agenas, quarto centro di eccellenza in Italia. Accolti così dal TAR tutti i dubbi sulla valutazione dei titoli dei candidati, dopo aver analizzato e comparato tutti i curricula professionali presentati, e accolti anche quelli sui criteri adottati per la scelta della commissione, formalizzati nel ricorso del dottore Scalzo, che non ha superato neanche la prima fase di valutazione dei titoli, non adeguato, secondo la commissione, lui così come gli altri 3 candidati. A presiedere la commissione è stato il direttore sanitario dell'Arnas Civico, Gaetano Buccheri. Ne hanno fatto parte Alessandro Giamberti, direttore della cardiochirurgia pediatrica dell'Istituto San Donato di Milano, nonché da poco direttore del neonato reparto gemello di Palermo. Le nomine, si legge nella sentenza del TAR, non avrebbero seguito i criteri normativi secondo cui almeno un componente andava sorteggiato. Inoltre entrambi i componenti non sono neanche medici di struttura pubblica, ma svolgono la loro attività in strutture private convenzionate. Dunque per il centro di cardiochirurgia pediatrica del Civico è tutto da rifare, a 10 giorni circa dalla comunicazione del presidente Schifani di una nuova richiesta di proroga del CCPM di Taormina fino al 31 luglio, in attesa che il reparto palermitano andasse a pieno regime. Parliamo di barriere molto spesso insormontabili. A Catania, come in tante grandi città, i soggetti disabili sono tante volte costretti a muoversi tra 1000 difficoltà e altrettanti ostacoli. Prevale l'inciviltà e la mancanza di rispetto per i portatori di handicap. Vediamo. Sosta selvaggia, barriere architettoniche, burocrazia. Sono almeno 3 gli ostacoli per i diversamente abili che a Catania fanno i conti con una città poco europea e soprattutto poco accessibile. Se è già difficile per un normodotato districarsi su strade e marciapiedi, figuriamoci per una persona che si deve spostare in carrozzina. Ci troviamo in piazza Giovanni XXIII, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, e quello che vedete è uno dei passaggi pedonali che portano alla metropolitana. Mancano le scivole, laddove ci sono o hanno una pendenza troppo elevata o sono fatte davanti al tombino, quindi diventano anche pericolose. E poi abbiamo un problema di barriere mentali, di mancanza di senso civico e di rispetto, quindi laddove c'è la scivola magari c'è la macchina parcheggiata davanti. E poi mancano i parcheggi per disabili, gli stalli sono veramente pochi e quelli che ci sono occupati da macchine senza il tagliando, quindi che non hanno l'autorizzazione, oppure ce l'hanno ma manca la persona con disabilità che è a casa o magari peggio ancora non c'è più, quindi è passata a miglior vita. Una città inclusiva solo sulla carta, dove spesso i trasporti pubblici non sono completamente adeguati a tutte le necessità dei disabili, e le disavventure non mancano anche per l'accesso in ZTL per i disabili che, seppur autorizzati, sono incappati in sanzioni per non aver modificato i dispositivi per facilitare la guida nelle aree a traffico limitato. Naturalmente piovono polemiche e ricorsi. Intanto l'amministrazione comunale e AMTS hanno reso disponibili 1000 voucher per accedere agli abbonamenti gratuiti per disabili residenti nel capoluogo. Le tessere nell'ambito del servizio Catania To Go permettono l'utilizzo delle linee AMTS con esclusione di Alibus agli utenti con disabilità pari o superiore al 67%.
Bene Angelo, adesso se vogliamo passiamo ai quotidiani siciliani. Allora, eccoli i quotidiani siciliani. Partiamo stamattina dalla Sicilia di Catania per subito parlare di cronaca. Usura a tassi fino al 350%. Usciuraro torna in carcere in blitz contro il gruppo di Picanello. 15 arresti, ce ne siamo occupati anche ieri nei nostri telegiornali. Per restare ai fatti per adesso legati alla nostra terra, mai così tanto caldo in Sicilia a gennaio, ieri 25,3 gradi a Siracusa e notti ormai tropicali. Questo è, diciamo, il clima che viene messo in evidenza. Poi ci sono le altre notizie a carattere nazionale. Manager si tratta nel centrodestra, questo è la politica regionale, incontri bilaterali a Palazzo d'Orlean, deroghe al turnover, si pesca dalla lista dei 49, ecco la mappa del potere e tutti i nomi in lizza. Dentro ci sono proprio fatti i nomi. Atti già a Roma, la regione rilancia il piano ospedaliero da 1 miliardo da coprire 5.500 posti, quindi nella sanità mancano 5.500 persone. L'altra notizia, vedete, tanti saluti, mostrare il braccio teso è reato, ma per applicare la legge Mancino serve il pericolo per l'ordine pubblico. Questa è la decisione dei giudici e quindi insomma stamattina su diversi quotidiani ci sono tantissime opinioni e anche polemiche. Il Covid fu mappato dal governo cinese 2 settimane prima dell'annuncio, lo scopriamo praticamente molti anni dopo. Adesso nelle pagine interne abbiamo parlato prima di quello che succede nella sanità siciliana. Vedete, manager il cruci puzzle di Schifani, una serie di vertici bilaterali nel centrodestra, i posti non bastano, altri 2 in più, le regole di ingaggio, deroga al turnover, si pesca dalla lista dei 49. Come vedete in pole position ci sono alcuni nomi, alcune volte sono comunque anche conosciuti, sono già in carica. E poi il piano ospedaliero da 1 miliardo, vediamo di che cosa si tratta. La giunta Schifani ha trasmesso al Ministero della Salute il progetto per aggiornare la rete siciliana. L'assessore Volo dice togliere le restrizioni a medicina, questo è quello che sta preparando, quello che vorrebbe la regione siciliana a proposito di questa pianificazione del piano sanitario. Poi siamo alla cronaca e torniamo a quanto la Guardia di Finanza, la blitz alla Guardia di Finanza di ieri. La prossima volta che ritardi nei pagamenti le rate non saranno più 13 ma molte di più. Nelle chat 9 biglietti manoscritti trovati nella casa del sodale tutti i dettagli dell'usura e i nomi delle vittime. Questo è il racconto. E ancora torniamo invece alle altre notizie. A Catania mai così caldo a gennaio. La rivelazione del SIAS della regione: ieri sono stati registrati 23,9 gradi a Catania, a Siracusa 25,3. Gli effetti del cambiamento climatico sempre più evidenti, una notte su 3 è tropicale e vedremo se prima o poi ci sarà un po' di inverno, diciamo anche dalle nostre parti. Giornale di Sicilia. Sanità, anche qui scommessa miliardaria. Schifani annuncia un piano per l'aggiornamento della rete ospedaliera e il completamento di alcune incompiute, come il polo pediatrico di Palermo. Sarà un centro di eccellenza. Il governatore ribadisce: il 31 gennaio individuerò i nuovi manager, per l'emergenza necessario un confronto con i privati. E poi attenzione, perché c'è un altro bando, perché i medici sono pochi, c'è un altro bando per reclutarli all'estero. Fino ad ora solo poche domande. Vediamo ancora quanto succede su Palermo. AMAP, altra tegola, 7 a giudizio per inquinamento, per il malfunzionamento dei depuratori. E sempre a Palermo, stavolta però si parla di degrado alla calza, smontate le baracche, operazioni dei vigili e della RAP, sgomberati i giacigli di fortuna dei senzatetto a Porta dei Greci, ripulita l'area verde, portate via le auto in sosta selvaggia. E poi c'è la fotonotizia, il primo colpo, diciamo, per il Palermo in questa sessione di mercato. Ranocchia per il grande salto, primo allenamento al Barbera per il centrocampista acquistato dalla
Juventus. E adesso siamo alla edizione di Palermo di Repubblica, che ha un'apertura su una vicenda particolarmente grave, perché si parla dei bambini che sono schiavi della droga, la scoprono a 10 anni. La procuratrice per i minori Caramanna incontra i ragazzi dell'Istituto Vittorio Emanuele III. Nel 2023 aumento del 43% dei reati commessi da baby pusher, lo sballo dietro risse e suicidi. Questo è quello che viene fuori da queste osservazioni fatte proprio dal procuratore, dalla procuratrice per i minori. E poi, sempre sulla prima pagina di Repubblica Palermo, si parla di migranti, l'assurda caccia agli scafisti per forza, arresti spesso annullati. E ancora, restando a Palermo, sulla città, lo Zen 2 può festeggiare finalmente, avrà la piazza, tutti i rischi della ZES invece accentrata non ce la farà. Sono vicende che riguardano un po' tutta l'isola. Allora cerchiamo di capire qualcosa in più sul titolo di apertura: allarme droga tra i giovanissimi, la procuratrice Caramanna, cannabis a 10 anni. L'incontro con i ragazzi dell'ITI Vittorio Emanuele III insieme con il padre di Giulio Zavatteri. Nel 2023 un aumento del 43% dei reati di spaccio commessi da baby pusher, e c'è lo sballo dietro le risse e ancora i suicidi. Quindi, ma il caso, vedete, che poi viene affrontato non solo Ballarò e Sperone, il boom dello spaccio preoccupa Zisa e anche Dani Sinni, una tavola rotonda sul tema organizzato dai 4 parroci dei quartieri. Sempre su Repubblica si torna sulla operazione di ieri a Catania. Interessi del 350%, così il credito della mafia strangolava le imprese. A Catania 14 persone in carcere e 9 attività economiche sequestrate. I prestiti dei boss alle aziende in difficoltà si trasformavano in un business. I clan offrivano somme esigue da 500 a 3.000 euro per consentire di pagare bollette e tasse. Ancora sempre sulla edizione di Palermo di Repubblica siamo alle vicende che riguardano più strettamente anche la città. Lo Zen 2 può festeggiare, finalmente avrà la sua piazza, contenti ma restiamo vigili, è un passo avanti, ora vogliamo fatti, polemiche per l'esclusione dai fondi Gescal dello Sperone. Questo su Repubblica Palermo. Adesso invece andiamo a leggere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Anche la Gazzetta del Sud ha l'apertura dedicata alla sanità siciliana, un piano per la sanità, il budget da 1 miliardo, la carenza di medici, le nuove nomine, l'emergenza nell'isola al centro del convegno organizzato dalla Commissione Salute all'ARS. Cerchiamo di avere qualche notizia in più, una sanità alle prese con malanni vecchi e nuovi, tutti da curare, dalla carenza dei medici alla fuga dei reparti di emergenza fino alla situazione degli ospedali, alcuni dei quali sono diventati poco sicuri. Questo è il quadro che viene tracciato. E poi da oggi, vedete, oggi niente acqua da Contesse a Mortelle, lavori al Fiumefreddo fino a domenica, disagi idrici. All'alba di oggi sono cominciati i lavori programmati all'acquedotto Fiumefreddo, dureranno fino a domenica, si potrà fare affidamento solo sulle riserve dei propri serbatoi. Il ritorno alla normalità è previsto fra pomeriggio di domani nella zona sud e poi al centro, e la giornata di domenica zona nord, arrivati 10 autobotti per le emergenze. È una situazione certamente non semplice per Messina, per i messinesi in particolare. Poi ancora, è reato se c'è pericolo fascista. Saluto Romano, la sentenza della Cassazione si applica. Posso dire, mi pare che la sentenza abbia lasciato tutto poco chiaro come era prima, perché come fai a stabilire se c'è il pericolo oppure no? Come fai a stabilire se c'è la ricostituzione di un partito fascista? In 1000 attacca la Renzi a Fanni Saluto Romano. È pericoloso o no? Come fai a stabilirlo? Non è stato chiarito questo, no, sicuramente. Non ha chiarito nulla. E poi ancora Lega, l'autonomia bocciata dal Meridione e ben servita a Solinas, più fronti aperti e tensioni con gli alleati, evidentemente per Salvini. E allora, dalle pagine interne
cerchiamo di approfondire soprattutto la vicenda dell'acqua su Messina, aspettando l'acqua fino a domenica. Disagi nell'area fra Contesse e Mortelle, ritorno alla normalità, partirà dalla zona sud da stamattina i lavori alla condotta di Fiume Freddo. E poi vedete ancora 23 mezzi per aiutare la città, a coordinare gli interventi per aiutare la popolazione sarà il centro operativo comunale, che sarà attivo nella giornata di oggi e diciamo domani e poi domenica dalle 8 alle 24, quindi per chi dovesse avere necessità c'è anche un numero 090 22 866, così per dare informazione di servizio. E ancora, sempre per restare sulla Gazzetta del Sud, torniamo sul piano legato alla sanità. Oltre 1 miliardo per adeguare la rete, in calendario a fine mese ci sono le nuove nomine, confronto ieri all'Ars per trovare soluzione ai problemi, presenti tra gli altri il presidente Schifani e i vertici delle ASP che hanno evidentemente affrontato questo problema. Alcuni numeri e intanto una data: 31 di gennaio la scadenza per le nomine dei direttori generali, 2800 sono i medici in pensione nei prossimi 5 anni, quindi la Sicilia ha certamente la necessità assoluta di dover in qualche modo integrare queste fuoriuscite. E poi, visto che ci siamo, adesso parliamo anche di sport stamattina con quelli che sono gli appuntamenti, diciamo, della fine settimana. Intanto c'è Lucarelli che parla. Catania, concentrati soltanto sul Picerno, è un test complicato, dice il tecnico degli etnei, l'impatto sulla gara è determinante. Bois fermo, Rapisarda in forze, Monaco grande acquisto, sono praticamente, diciamo, le sue parole sul mercato. Intanto Sturaro ha incontrato i tifosi, c'è una passione assoluta, io in campo tra 15 giorni, nuovo acquisto del Catania. Per restare sempre alle notizie sportive, anche stamattina parliamo di Palermo, anche Corine recupera Lucioni e Coulibaly contro il Modena, prove di ripartenza ufficiale l'acquisto del centrocampista Ranocchia. Avevo bisogno di qualcuno che credesse veramente in me, dice il nuovo acquisto del Palermo. Chiudiamo parlando sempre di sport, ma andiamo a Messina, quindi ancora Serie C. Il Messina studia il piano anti-Taranto, shot, nessuna frizione, Roma e il nostro direttore sportivo Civilleri nel mirino. È la volta buona quello che si chiede il quotidiano di Messina, staremo a vedere. Con questo interrogativo fermiamo provvisoriamente la rassegna stampa, tra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia. Angelo, continuiamo la rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Ripartiamo dalla Corriere della Sera, vedi in prima pagina 2 fatti: il saluto romano è reato solo se c'è pericolo fascista, anche qui. E poi sulle regionali, accordo tra alleati sulla Sardegna, no a Salinas, la Lega sosterrà Truzzu di Fratelli d'Italia. Ma accordo direi piuttosto che la Lega ha subito questo accordo. Però adesso cerca di rifarsi con Forza Italia da un'altra parte, però lo vediamo fra un poco. 9 vittime, lite Stati Uniti, Netanyahu, bombe e morti, così il Pakistan risponde all'Iran. Questa è la foto notizia, ma intanto vedete ci sono poi altri approfondimenti. Houthi, ISIS, Iraq, tutti i fronti aperti. E poi il Libano, il piano USA e il ruolo dell'Italia. Questo è quello che viene fuori. Poi ecoattivisti, i blitz per motivi morali, scatta l'attenuante, 3 condannati a 6 mesi per il processo degli attivisti, condannati a 6 mesi per violenza privata. Gli attivisti di Ultima Generazione che a novembre bloccarono la tangenziale di Bologna. E poi ancora, vedete? Duello sul MES, Conte al giurì, voglio giustizia. Oggi sarà la volta della Premier che porterà il suo, diciamo, documento. Ieri è arrivato Conte, oggi ci sarà quello della Premier. Vedremo le date, una battaglia sulle date. Esattamente. No? E poi torniamo, pagine interne del Corriere. Il Pakistan ora colpisce l'Iran, scontro Netanyahu-Stati Uniti. Raid di Islamabad contro i terroristi. Il leader israeliano esclude i 2 stati, controllo militare, nostro
nostro a occidente del Giordano, ma la Casa Bianca insiste. Insomma, sono evidentemente schermaglie da questo punto di vista. Su questo tema torna anche La Stampa stamattina. Pakistan rappresaglia, raid aeree sull'Iran dopo gli attacchi sul suo territorio, colpiti Covid e terroristi, almeno 9 le vittime, anche donne e bambini. La Cina offre mediazione fra i due paesi amici. E ancora, sul Corriere, stavolta però vedete il Medio Oriente in fiamme, scrive il Corriere, questi sono i fronti aperti, dal Mediterraneo all'Oceano Indiano, guerre, terrorismo e lotte per procura. Alcuni numeri: 27 gli assalti degli Houthi alle navi mercantili in transito nel Mar Rosso, 131 sono gli attacchi subiti dalle basi americane alleate in Iraq e Siria tra l'ottobre del 2023 ed oggi. 84 sono i morti nella strage di Kerman in Iran, 260 gli attacchi rivendicati dalla Fronte di Liberazione, una fazione separatista che opera a cavallo tra l'Iran e il Pakistan. Insomma, è veramente un'area caldissima. E a proposito di Mar Rosso, sempre stavolta La Stampa, Mar Rosso, scudo europeo, Tajani illustra le ragioni della missione navale, da Suez passa il 40% dei nostri scambi. Nell'opposizione il PD favorevole con riserve, il Movimento 5 Stelle e Sinistra, meglio la diplomazia. Perché non so se la notizia è lì tra le righe, stiamo preparando una missione navale europea per andare lì, cioè e proteggere ufficialmente le navi mercantili che attraversano. Non è da poco, cioè è una cosa importantissima quella che stiamo per fare. E poi ancora, in maniera molto chiara, il pressing americano su Meloni, l'Italia ci aiuti con Hezbollah. L'inviato speciale degli Stati Uniti vede la Premier e spinge la proposta di tregua rifiutata dai miliziani sciiti, ma per adesso il viaggio in Libano è congelato. La prossima settimana a Beirut volerà anche Tajani. Insomma, ci sono grandi movimenti in questo scacchiere. Adesso la prima pagina della Stampa: il saluto romano non è reato, esulta soltanto l'ultradestra. E poi sulle regionali, Salvini cede la Sardegna, scontro con Forza Italia adesso sulla Basilicata, perché in qualche modo deve recuperare da qualche parte un governatore. Nel nome del bene sono le due fotonotizie di stamattina: l'invenzione di Tommaso, 17 anni, per curare il nonno. Quando il nonno Sergio si è ammalato di Parkinson, il nipote Tommaso ha parlato con i suoi dottori, insomma sta cercando di trovare una cura per il nonno. Un bel gesto, bellissimo. E poi nel nome del male, dall'altra parte invece, l'assassino in lacrime in aula, ho distrutto tutto, dice a proposito lo dice ora del delitto che ha compiuto. Poi ancora altre notizie: il governo fa cassa anche con l'ENI, in vendita il 4% a caccia di 2 miliardi, questo è quello che fa il governo. Il debito non si cura con i gioielli di Stato, l'analisi di Mario Daio stamattina. E ancora qui il pressing, vedete, degli Stati Uniti su Meloni: ci aiuti con i soldati in Libano a fermare Hezbollah. Questa è la situazione. Vediamo anche la prima pagina di Repubblica. Eccola, Meloni piega Salvini, questo è il titolo di Repubblica. La Premier vince il braccio di ferro, la Lega rinuncia alla Sardegna, ma è scontro nel centrodestra sulle altre regioni, polemica sulla decisione della Cassazione sul saluto romano, lecito nelle commemorazioni, Casa Pound, vittoria storica. Questi sono i punti di vista. Poi le strategie di Mosca, Lavrov accusa l'Italia e l'Occidente, tornano i fascisti, dice lui. E poi c'è l'intervista a Veltroni stamattina: le democrazie sono sotto assedio. Si parla anche di un importante incontro di ieri a Palazzo Chigi, Bill Gates a Roma sull'intelligenza artificiale e gelo con Palazzo Chigi. E poi ancora, vedete, il barman killer si scusa in lacrime, sono disumano, la famiglia troppo tardi. Questa è la notizia che viene ripresa anche da Repubblica. Lasciamo adesso la prima pagina di Repubblica, siamo sulle altre prime della giornata e andiamo a vedere Avvenire. Rotte di collisioni, questo è quello che scrive Avvenire. Il Pakistan risponde con i missili alla raid di Teheran, lo Yemen torna nel mirino degli alleati, cambiano le vie del gas nel Mediterraneo, Israele si ritrova avversario degli Stati Uniti. Questa è la sintesi. Poi nuovo contratto per la scuola, ma intanto è già scaduto. Prima ancora, l'adeguamento 2019-21 porterà aumenti fra 90 e 200 euro a personale docente e non.
Saluto romano è reato solo se si rivuole il fascismo, quindi bisogna andare a capire che cosa si intende. Quando uno alza il braccio, scusa, ma tu rivuoi il fascismo oppure era solo un gesto? Ecco, questo è il concetto. Saluto romano alle commemorazioni non è reato, così scrive il Messaggero. La Cassazione, la punibilità dipende dal contesto. Poi ancora regionali, accordo in Sardegna. Giulia, il killer piange e si scatena la rabbia. In Certo, aula perché lei, poverina, aspettava un bimbo. Esattamente, la sorella della vittima merita l'ergastolo, dice ancora. Lavori a Viale Mazzini, la RAI deve traslocare dirigenti in via Cassia, e direi che per questa mattina, almeno per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale, ci possiamo fermare qui. Benissimo, adesso c'è il meteo, vediamo che tempo fa, vediamo se ci sono queste temperature tropicali. Anche stamattina, e poi dopo parleremo delle doggy bag, quegli sportini che ci possiamo portare a casa quando siamo al ristorante, sempre di più, vedremo. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo ancora a tratti instabile sul versante tirrenico, specialmente sui settori interni a ridosso dei rilievi. Altrove non mancheranno ampie schiarite, ma il tempo sarà poi in peggioramento tra pomeriggio e sera sulle regioni settentrionali a partire dal nord-est. Sulla Sicilia ampi spazi soleggiati nella giornata di venerdì, ma verso sera aumento della copertura nuvolosa sui settori occidentali della regione, ma senza precipitazioni. Temperature massime stabili con clima mite per il periodo, valori infatti che potranno andare anche oltre i 20 gradi. Nel corso della giornata di sabato aumento della variabilità con cieli in prevalenza nuvolosi, specialmente sui settori settentrionali della regione con qualche fenomeno sparso. La ventilazione ancora a tratti sostenuta con mari da poco mossi a localmente mossi e specialmente al largo. Temperature senza particolari variazioni, solo lieve calo di qualche grado, valori che si aggireranno intorno ai 18-20 gradi. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è nella mystery Qui box? ci sono gli ingredienti con cui dovrai cucinare. Che pugnale. Alza la mystery box. Sta pronta? Vai. Meglio che non cucini, guarda. Dai, ma io Niente, ci avevo meglio. creduto. Eccoci di nuovo in diretta, c'è con noi un ospite, Andrea Finocchiaro, un dirigente della Confesercenti di Catania per quanto riguarda i pubblici esercenti. Vogliamo parlare con lui di un progetto di legge, un disegno di legge per la precisione, che rende obbligatorio da parte dei ristoranti, dei luoghi dove si va a pranzo, a cena fuori, l'obbligo di dare ai clienti il famoso o la famosa doggy bag. Questo qua, vedete, in realtà è un piccolo contenitore di cartone, gli americani ce l'hanno da decenni questa roba qua, per cui la gente si può portare a casa qualcosa, ufficialmente per darlo ai cani, in realtà poi per poterselo mangiare a casa, visto che uno poi paga tutto quanto. Ora, questo disegno di legge vi trova favorevoli oppure no? Allora, noi per questa proposta di legge ci troviamo favorevoli in parte, perché allora comunque il settore della ristorazione da sempre ha fatto cibo da asporto per i nostri clienti, dà sempre l'opportunità di poter portare a casa quello che loro hanno consumato, dunque non abbiamo mai come ristoratore, da quando io sono nato, è sempre capitato che il ristoratore, dal momento in cui un cliente dice posso portare del cibo a casa, noi tranquillamente... lo consentite? Ma qualsiasi ristorante ha sempre lo fatto. fanno in tanti? Lo fanno in tantissimi, sì, ma proprio per prassi, ma non c'era bisogno di fare una legge apposita per quanto riguarda anche... Addirittura obbliga. Obbliga perché noi come buoni italiani copiamo sempre quello che potrebbe essere delle leggi di altri paesi come la Spagna e la Francia e l'America, che già l'hanno imposto anche con delle sanzioni economiche sul settore della ristorazione. Però, c'è un però, che è questo. In questo modo, obbligando, vediamo, io cerco di fare quello che si capisce, cerca di capire, evitiamo gli sprechi, perché se uno non glielo chiede, faccia conto, io lascio il piatto a metà e non gli chiedo, senta, mi dia la doggy bag così mi porta a casa. Quel cibo va sprecato. Allora, solitamente all'interno dei ristoranti il cameriere, la maggior parte dei ristoranti chiede, vuole portarlo? Se vediamo noi troviamo un pezzettino di carne con 2 verdurine, non ha senso che gli diciamo porti via la doggy bag, perché ci costa di più il packaging che il cibo probabilmente che ha mangiato, perché ricordiamoci che questi anche prodotti compostabili
hanno un prezzo abbastanza importante. Magari una proposta di legge potrebbe essere quella di abbassare il costo di questi contenitori e metterli ad un prezzo anche molto agevolato per i ristoratori, perché hanno un costo importante. A volte se noi mangiamo un piatto di pasta e lo paghiamo 8 euro, una confezione del genere può costare anche 30 centesimi e su un food cost incide molto. Intanto nel frattempo negli ultimi anni anche la Spagna, anche la Francia hanno reso obbligatori questo piccolo contenitore per portarsi a casa la roba che non si è finito di mangiare al ristorante. Però poi in realtà gli italiani non è che sono tanto favorevoli. Leggo qui da un'indagine fatta da YouGov, quindi è una delle tante, se ne potrebbero fare, dice meno di un italiano su 2 è favorevole a questo utilizzo. Questo nel 2019, però nel frattempo le cose sono cambiate. Sì, allora, più che altro non sono favorevoli perché c'è anche una mentalità del taccagno, dice che porta a casa il cibo con la scusa, infatti proprio il dog bang veniva chiamato così proprio perché era la scusa per portare il cibo al cane, ma poi a volte veniva anche consumato, perché se io vado a mangiare una pizza e ne mangio solamente mezza, l'altra mezza la potrei tranquillamente mangiare all'indomani. Magari si vergognavano. Si vergognavano, però adesso invece oppure si consideravano anche maleducati, poco per bene, allora, il Galateo, poco raffinati. Il Galateo comunque dice che non possiamo portare il classico, chiamiamolo portamangiare da casa, la doggy bang al ristorante e dire mi può raccogliere tutto e lo porto via. Vabbè, fatto sta che negli ultimi anni questa versione italiana è diminuita. Adesso, secondo un'analisi del Censis svolta proprio per Coldiretti, insomma, dice che su questo disegno di legge quasi un italiano su 2 è favorevole, siamo al 49%, ancora non siamo ancora la maggioranza, però perché si è entrata in un'altra mentalità, proprio quella dell'antispreco. Infatti nell'agenda 2030 è uno dei principi della sostenibilità è proprio quella dell'antispreco. L'antispreco lo possiamo fare tranquillamente, diciamo che il ristorante è il minimo dello Dove spreco. È che si spreca di più? Si spreca molto anche a casa, con un sondaggio della Barilla, come proprio un'azienda leader a livello mondiale, un italiano mediamente in un anno spreca 30 kg di pasta. 30 kg? Chili di pasta a persona che viene buttata. Dunque, invece quello che dovrebbe essere fatto dalla parte del governo dovrebbe essere intanto una campagna maggiore di sensibilizzazione sull'antispreco, ad esempio il TMC, ad esempio mettere all'interno il termine minimo di conservazione degli alimenti. Noi solitamente siamo abituati, non so se i nostri telespettatori hanno mai controllato le etichette che c'è scritto all'interno da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Cambia la differenza. Dunque mettere anche un termine di consumo al di fuori di quel termine di data di scadenza. Dice, sai, lo puoi consumare entro massimo 5 giorni. Oppure anche esistono molti portali dove a fine giornata un classico bar che fa tantissima tavola calda rimane la tavola calda, invece di buttarla, molti dei nostri associati cosa fanno? O la donano a delle attività caritatevoli tipo Caritas, Croce Rossa, che fanno l'unità di strada per i poveri, oppure direttamente tramite diversi portali hanno la scontistica del 50% a mezz'ora prima della chiusura. Dunque se un pezzo di tavola caldo lo compro 2 euro, lo puoi prendere tu a 1 euro. Ma tanto per fare uno stop provvisorio, voi sareste favorevoli ma non obbligatorio? Sì, siamo favorevoli da sempre. Infatti il nostro presidente Banchieri di FIEPET Nazionale di Confesercenti, lui dice sì, noi nei nostri ristoranti abbiamo sempre dato la possibilità di portare il cibo da casa, ma non vogliamo l'imposizione della verbalizzazione, perché non può essere sanzionato un commerciante perché può essere magari segnalato ma non sanzionato. Già, perché poi il disegno di legge prevede anche delle sanzioni. Delle sanzioni. Già siamo abbastanza... Allora, lei immagini che il settore della ristorazione al momento è il settore più controllato in maniera allucinante, perché abbiamo controlli di HCCP che sono cose corrette, ma anche controllarci il discorso se abbiamo la confezione idonea, perché poi c'è anche il problema del compostabile, perché se tu mi dici che devo tenere un packaging, un dog bag da portare deve essere compostabile, non tutti utilizzano anche quello di alluminio, dunque evitiamo lo spreco alimentare ma aumentiamo i rifiuti. Già. E allora quindi come se ne esce secondo lei? Come? Come se ne esce? Come ce ne dovremmo uscire secondo me con una campagna maggiore di sensibilizzazione.
Sulla questione dello spreco? Sì, sullo spreco alimentare. Dunque noi già iniziamo anche dalle scuole, perché io sono anche un docente all'Istituto Alberghiero, noi già stiamo sensibilizzando i nostri ragazzi, ad esempio, all'antispreco, al riciclo all'interno delle cucine, perché noi, ad esempio, spieghiamo ai ragazzi come non rovinare il cibo, dunque dalla trasformazione anche la classica buccia della carota. Cosa possiamo fare? Si può utilizzare anche come un compost. Noi abbiamo i nostri orticelli, utilizziamo il compost per fertilizzare ad esempio le piante aromatiche. Dunque, quindi c'è sempre una possibilità alternativa. Vabbè, sì. però se non c'è una legge, uno alla fine il rischio è che quello gli dica di no, dice no, guardi, non abbiamo i contenitori, guardi, non è il caso. Mentre invece se uno è sicuro che è per legge, dice senta scusi, vorrei portare a casa questa roba qua. Dunque dovrei chiamare io l'Arma dei Carabinieri, far venire l'Arma dei Carabinieri al ristorante con tanto lavoro che hanno da fare. Aiuto, chiamo i Carabinieri e gli dico guardi, il signore non mi ha portato la Doggy Bang, dunque verbalizziamo. Cioè, un po' assurda la cosa. Allora dobbiamo metterci d'accordo. Sensibilizziamoli, secondo me, perché gli strumenti ci sono. Sensibilizziamo anche, non solo ristoratori i clienti, anche gli operatori. Certo, sì, questo già noi lo facciamo di base. Sì? Sì. Noi lo incentiviamo comunque, noi lo abbiamo sempre detto, il cliente all'interno. Allora, guardi, facciamo una campionatura. Lei provi a fare un sondaggio, andare al ristorante a fine serata, dice vorrei portare via il cibo che ho mangiato. Su 10 quanti secondo lei? 9 su 10 lo fanno. A Catania anche? A Catania in particolare lo fanno. Sì. Quindi è sempre capitato, ma nessuno dice no. E i clienti quanto lo chiedono? Allora, i clienti dipende, sempre perché non c'è la mentalità del io sto raccogliendo il cibo perché gli sembra che sono taccagno. Infatti la maggior parte cosa dicono? Mi dia il cibo per il cagnolino, per la gattina. Gli americani hanno cominciato così, doggy bag per il cagnolino. Però qua non vorremmo avere noi una rivalsa degli animalisti, perché ci sono anche gatti, dunque ma secondo lei sarà approvato o no questo? Siamo qui, intanto è un disegno di legge, può essere che verrà approvato, noi speriamo di no, perché comunque siamo sempre a favore, diciamo, dei nostri operatori del commercio, però se loro magari lo Stato sensibilizza con delle campagne mirate, sensibilizziamo anche l'utenza e le persone, diventerà una cosa normale. Va bene, ci fermiamo qui provvisoriamente, vedremo come va a finire. Può essere anche utile un incentivo, come dire, a essere un po' più sensibili su questo, senza bisogno delle costrizioni e anche delle sanzioni. Vedremo comunque. Grazie a Andrea Finocchiaro, presidente provinciale della Pubblici Esercenti per Confesercenti di Catania. E noi adesso facciamo una pausa e poi fra poco avremo un altro ospite. State con noi, buongiorno Sicilia. Parliamo di servizio civile a Buongiorno Sicilia, lo facciamo con l'assessore Viviana Lombardo, assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili del Comune di Catania. Buongiorno e benvenuto. Dunque abbiamo tempo fino al 15 di febbraio per presentare le domande per i progetti di servizio civile universale proposti dal Comune di Catania. In che consiste? Viene data la possibilità a questi giovani che diciamo, rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 28 anni, quindi 29 non compiuti, di sostanzialmente lavorare quindi, per un periodo limitato, chiaramente che va tra i 8 e i 12 mesi, all'interno della nostra amministrazione comunale, e quindi loro hanno la possibilità, i giovani, di acquisire esperienza all'interno dell'amministrazione e vengono anche retribuiti, perché è previsto un compenso mensile di circa 500 euro, poco più di 500 euro mensili. Ma però non è male. Ma bisogna avere un titolo di studio? Assolutamente no. È previsto sia per disoccupati che per coloro che hanno anche solamente la licenza media. Quanti posti ci sono disponibili? Allora, il Dipartimento, diciamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne ha messi a bando 52.000. Ancora in tutta Italia. Al Comune di Catania ne sono spettati 31. 31? 31, sì. E farete una graduatoria? Come vi regolerete? Allora, devo dire che già noi all'interno del Comune fruiamo, diciamo, di alcuni ragazzi che effettuano servizio civile in questo momento
momento sono in forza, sono stati come dire, non assunti, ma sono entrati a far parte, diciamo, del nostro organico già a ottobre 2023 e stanno lavorando all'interno di alcune direzioni che sono secondo noi nevralgiche, cioè dei settori nevralgici, come ad esempio la protezione civile. Alcuni sono impegnati nei servizi di sport, anche politiche per l'ambiente, quindi settori che per noi sono particolarmente importanti. Quindi questi li distribuiremo per far sì che anche le altre direzioni che in questo momento non hanno avuto dei ragazzi di servizio civile all'interno potranno fruirne. Alcuni saranno adibiti a apertura e chiusura dei musei, altri ancora anche al Palazzo degli Elefanti per l'accoglienza ai nostri turisti, poi in base alle caratteristiche, alle peculiarità, tutto diciamo. quel personale che delle volte manca, no? E delle volte non è sufficiente. Sì. È vero che c'è posti riservati per alcuni giovani con minore opportunità, che cosa vuole dire? 12 posti? Sì, ci sono, diciamo, la norma prevede che il 15% sia riservato a coloro che hanno delle difficoltà, quindi possono avere o coloro che hanno delle disabilità oppure dei orfani o con difficoltà familiari. Quindi avete è obbligatorio essere sensibili rispetto a questo. In fase di presentazione della domanda occorrerà specificare se si ha diritto a questa ricordo che c'è tempo fino al 15 febbraio, giusto? Assolutamente sì. Che progetti avete? Già lei ci ha accennato, c'è l'Universo Mondo lì, è bellissimo, ma avete dei progetti specifici? Qualcuno, se ce lo vuole accennare? Beh sì, per esempio trattandosi di giovani, in particolare abbiamo intenzione di farli lavorare con le politiche giovanili. Speriamo, insomma, di poterli impiegare anche per fare dei progetti dedicati sia al benessere del nostro personale interno e sia dei progetti per l'utenza esterna a titolo assolutamente gratuito. Quindi ad esempio ipotizzo, se alcuni di questi ragazzi hanno competenze in tema competenze linguistiche o competenze informatiche, potremmo attivare dei corsi gratuiti sia per i nostri dipendenti che sicuramente hanno sempre bisogno di essere aggiornati, di corsi di aggiornamento, ma anche per l'utenza esterna. Ma questa chiamata al servizio civile è un po' sotto traccia, non è che se ne parli tantissimo, è invece un progetto nazionale, è vero? Guardi, sono d'accordo con lei, se ne parla poco e invece io devo dire che secondo me è una cosa veramente interessante, perché lei deve considerare che oltre al fatto appunto che viene data una retribuzione a questi ragazzi, si dà la possibilità di fare un'esperienza, i ragazzi che svolgono il servizio civile hanno poi una riserva nelle assunzioni per quando faranno i concorsi presso le pubbliche amministrazioni, cioè viene considerata proprio esperienza presso la pubblica amministrazione, fa punteggio. E invece di questo non se ne parla, quindi molti magari pensano, vabbè, vado lì al comune, tra l'altro sono 25 ore settimanali, 500 euro, non sono neanche pochi, però magari molti pensano, vabbè, posso diciamo fare altro per 500 euro, invece in realtà non è così, perché questa è un'esperienza che poi dà la possibilità sia di conoscere in realtà anche il funzionamento di una macchina amministrativa, poi in particolare il comune di Catania è un comune abbastanza complesso, ma soprattutto, ripeto, anche sbocchi futuri, no? Perché ma lei parlava anche di Palazzo degli Elefanti, ma pure ci sono progetti che riguardano la Biblioteca Bellini, è vero? Il Museo Civico di assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, poi noi li suddivideremo in base alle competenze che ognuno di loro ha, quindi se ci sono dei ragazzi per esempio che hanno delle competenze in materia culturale in generale, no? Quindi hanno studiato magari presso alcune facoltà, perché abbiamo noi anche all'interno del comune adesso dei ragazzi che fanno servizio civile che sono ragazzi universitari che si stanno quasi accingendo a completare il percorso di studi. In questo caso sicuramente faremo in modo di implementare un po' il personale che abbiamo all'interno dei musei e delle biblioteche, che in questo momento è carente, perché io sono anche assessore al personale e devo dire che purtroppo la nostra grande battaglia è quella di riuscire a portare avanti il comune nonostante i pensionamenti, perché abbiamo circa 1500 persone in meno ogni anno per pensionamenti. E cosa vi frena? Perché è impossibile il ricambio? Il ricambio è stato finora non consentito perché il comune di Catania è un comune in dissesto. Adesso stiamo cercando con il sindaco chiaramente e con tutta l'amministrazione di portare avanti dei progetti che ci possano consentire nell'arco del prossimo triennio di
di fare delle assunzioni, perché così non possiamo sicuramente andare avanti. Beh, questo è importante, poi ci fate sapere quando questo sì. sarà possibile. Le volevo fare una domanda un po' più generale, vediamo, senza fare filosofia o sociologia, però anche recentemente quando parlavamo di Palermo, dei giovani che fanno le risse, le cose che non si dice, ma non si capisce perché lo fanno, c'è una rabbia interiore, e anche esperti che sono intervenuti qua in trasmissione hanno detto ci vorrebbe il servizio civile, perché il servizio civile, come dire, abitua ad avere intanto un'attività per cui uno è impegnato anche con la testa, e secondo abitua a entrare nella, come dire, nella società in maniera non così fragorosa. Ecco. Sono d'accordissimo e le dico anche di più, purtroppo ormai l'utilizzo spasmodico dei social network, comunque dei telefoni in generale, ha un po' scollato secondo me i ragazzi alla realtà. La scuola ci prova a riportarli sulla retta via, ma non è semplice, e quindi sicuramente questa esperienza li può aiutare anche a ritornare nel mondo reale, perché c'è troppo scollamento davvero tra la realtà e quello che i ragazzi pensano che sia. Ma questo per voi sarebbe il primo anno o l'avete già fatto? No, e ripeto, nel 2023 sono entrati già degli altri ragazzi. È andata? Che esperienza? Benissimo, è andata benissimo. I nostri dipendenti in forza ci dicono che questi ragazzi portano linfa vitale, e i ragazzi a loro volta invece sono contenti perché stanno imparando tanto. Chiaramente non si può generalizzare, però diciamo che la gran parte di questi ragazzi ha davvero portato il proprio know-how all'interno dell'amministrazione comunale, quindi sono contenta, molto contenta di questa esperienza. Alcuni di loro probabilmente continueranno, è probabile, da quello che Noi ci auguriamo che, visto che appunto grazie al servizio civile loro maturano una sorta di diritto, poi una riserva, ecco, rispetto ad altri per quanto riguarda le assunzioni, noi ci auguriamo che quando parteciperanno ai nostri futuri concorsi, questi ragazzi possano vincere questi concorsi e quindi rimanere. Questo è l'auspicio. Certo, e questo è, come dire, una maniera concreta, senza tante chiacchiere, per anche distoglierli da altre fumisterie. Sì, oggi purtroppo io sono d'accordo con quello che diceva lei, la mentalità è quella del guadagno facile e del riuscire a diventare qualcuno, a emergere senza fare sacrifici. Invece noi dobbiamo insegnare a questi ragazzi che è esattamente l'opposto. E quanti erano quelli dell'anno scorso? 21. Adesso siamo con una partecipazione più vasta, naturalmente. Sì, assolutamente sì, circa 80 hanno partecipato, però dico adesso si sta facendo un po' più di pubblicità su questo. Anche noi contribuiamo, ricordiamo, tempo fino al 15 febbraio. Che si deve digitare, dove si bisogna semplicemente andare sul sito del Comune di Catania, nella sezione avvisi, vi è un link che chiaramente va cliccato e poi all'interno del link c'è il bando e tutte le modalità per partecipare. Tra 18 e 28. 18 e 28, quindi 29 non compiuti, anche 28 e 364 giorni. Bene, allora preparatevi, se non l'avete ancora fatto, per entrare nel servizio civile del Comune di Catania. Vi aspettiamo. Evviva. Grazie all'assessore Viviana Lombardo, naturalmente, per questa positiva iniziativa. A noi ci piace anche raccontare le cose positive, non siamo di quelli che vogliamo raccontare solo le cose che non vanno, anche se purtroppo tante volte siamo costretti a farlo. Allora, adesso facciamo una breve pausa, dopo parleremo, quando l'assessore se n'è andato, di vino, perché sennò poi dice ma voi no, scherzo, vino biologico, che è un'altra realtà importante. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, la notizia di poco fa che nella serata di ieri, nella tarda serata, nella notte, c'è stata una nuova rissa nella zona del Palermitano, a Partinico, però lì c'è stato un intervento immediato dei carabinieri che ha naturalmente calmato le acque. Si fronteggiavano due gruppi di giovani all'uscita da una panetteria, ma la pattuglia è intervenuta e ha evitato il peggio, per cui alla fine è risultato un solo ragazzo ha avuto delle ferite giudicate guaribili in 7 giorni e 3 persone sono state denunciate per rissa. Quindi l'intervento immediato delle forze di polizia, in questo caso i carabinieri, ha fatto sì che questa rissa nel Palermitano, a differenza di altre, non degenerasse. Adesso diamo il benvenuto al nostro ospite, Alessandro Logenco, che è agronomo, buongiorno e benvenuto. Grazie. Per parlare di viticoltura biologica, che come dire, ha sempre maggiore seguito
Che cos'è? In che cosa consiste? La viticoltura biologica è una forma di viticoltura in cui non si utilizzano per la difesa prodotti organici di sintesi, ovvero insetticidi che hanno costituito da molecole chimiche dannose per l'ambiente e anche per gli esseri umani. Si utilizzano fondamentalmente prodotti di contatto come rame e zolfo, si utilizzano biotecnologie e poi si utilizzano dei sistemi di difesa che si basano sugli equilibri trofici fra gli insetti. È un tipo di viticoltura che ha un regolamento CE, quindi emanato dalla Comunità Europea, che nasce dalla volontà di numerosi produttori sia europei sia italiani di fare un prodotto sano, un prodotto salubre che non inquina, quindi è una risposta all'agricoltura intensiva, all'agricoltura che inquina. Oggi fare viticoltura biologica però non si basa semplicemente sull'utilizzo di semplici prodotti di contatto, ma abbiamo per esempio delle biotecnologie, cioè sono delle tecnologie che nascono dalla ricerca scientifica. Un esempio è la confusione sessuale. Per esempio esiste un insetto che si chiama tignoletta della vite che depone l'uovo sull'acino del grappolo, sfarfalla una larvetta, questa larvetta si insinua dentro l'acino e incomincia a perforarlo, quindi ovviamente poi l'acino si distrugge, fa danni, no? E fa danni, esatto. Allora, siccome la ricerca scientifica cosa ha scoperto? Che gli insetti comunicano fra di loro attraverso dei semiochimici, sono delle sostanze volatili, idrocarburi, in questo caso è il feromone sessuale. Si è riusciti a riprodurre il feromone sessuale di questa specie, che si chiama Lobesia botrana. Riproducendolo è stato messo in dei diffusori, i diffusori si mettono nel vigneto, diffusori sono dei pezzettini di plastica imbevuti di questo feromone sessuale riprodotto sinteticamente. Si distribuiscono sul vigneto, i maschietti vanno cercando la femminuccia e invece di trovare la femminuccia trovano un pezzettino di plastica. Quindi giro intorno. E che effetto ha questo sulla pianta? Assolutamente nulla. Quindi la pianta rimane, cioè riusciamo a non fare riprodurre gli insetti, quindi la popolazione cade a zero e noi non abbiamo utilizzato una sola goccia di insetticidi. E non è costoso? No, non è costoso, assolutamente no. Per un ettaro con 200-300 euro riusciamo Ed a è diffuso? Si sta diffondendo? Sì, ultimamente si sta diffondendo. La domanda è, ma non è che il vino perde le sue caratteristiche, diciamo così, di gusto e tutto il resto così? No, diventa in realtà, un vino, no. Uno dice, ma un vino meno naturale. No. In realtà non è così, perché i processi di vinificazione sono sempre gli stessi e i principi attivi che vengono utilizzati per ottenere il vino che cambiano, sono tutti prodotti sani, prodotti naturali che non lasciano residui all'interno del vino, quindi il vino realmente è sano, non ha nessuna contaminazione esterna. C'è domanda di questo oppure ancora sì, ultimamente c'è un incremento, soprattutto anche in Italia ma anche nel nord Europa, e si cerca solo vino biologico perché si è capito che è importante produrre senza creare danni all'ambiente e soprattutto avere un prodotto sano, che uno beve un vero bicchiere di vino. E questi sono i vini vegani o quella è un'altra cosa ancora? Allora, il vino vegano è una sorta di evoluzione perché consiste, come nei processi di vinificazione convenzionale, si usano per esempio la colla di pesce oppure la gelatina di maiale, che sono prodotti quindi di origine animale per fare la chiarifica, cioè per limpidire quindi il vino. Questi non è chimica questa, quindi no, in teoria uno dice beh sì. Si potrebbero usare. Sì. Però invece? Perché disturbare il mondo animale? Ci possiamo mantenere sul mondo vegetale, quindi esistono delle proteine di leguminosi, in questo caso di pisello oppure di altre specie come la patata, che ci permettono appunto di fare limpidire il vino senza usare prodotti di origine animale. È importante però che il vino sia certificato, cioè che ci sia un ispettore che viene a prendere un campione del vino, fa un'analisi degli aminoacidi quindi all'interno del vino e vede che non ci sono aminoacidi, quindi proteine di origine animale, e in questo caso rilascia la certificazione, e questo è importante, quindi un vino certificato biologico e certificato anche vegano. Certo, questo sarà un po' il futuro Sì, questo è il futuro, assolutamente. Davvero? Sì. Quindi prodotti sani, sì, la tecnologia e la scienza ci permette di ottenerlo.
E c'è anche un consenso che voi avvertite, lei è un agronomo. Sì, quindi. sì, sicuramente il consumatore è ancora un po' confuso, non riesce bene a capire la differenza tra un vino biologico e convenzionale. Ovviamente è importante che legge l'etichetta, quindi vedere che c'è il bollino della certificazione biologica, che è la foglia verde con le stelline della Comunità Europea, il bollino vegano, e quindi questi sono tutti elementi che garantiscono un prodotto salubre, un prodotto sano per il consumatore. Ovviamente ci sono annate come quest'anno è stata un'annata difficile per quanto riguarda la peronospora, no? Quindi sono avuti grossi danni, per esempio la regione Sicilia ha perso circa 350 milioni di euro solo per questo danno. Un bel danno, Sì, un danno abbastanza grosso. Ne abbiamo parlato più volte, ma perché adesso con la viticoltura biologica si riesce a contrastare? Allora, la viticoltura biologica ovviamente è una cultura più delicata, più debole rispetto al cambiamento climatico, però le tecnologie e la scienza ci aiuta. Per esempio ci sono delle alternative, ci sono per esempio dei vitigni resistenti, che non sono vitigni OGM, ma sono vitigni ottenuti per miglioramento genetico, si chiamano alcuni di questi per esempio Piwi, in cui attraverso degli incroci fra la vite vinifera europea e la vite americana, che è una vite più resistente per esempio a determinate malattie, in questo caso la peronospora, perché per esempio ha gli stomi più ispessiti, la membrana cellulare più spessa, si sono ottenute delle varietà resistenti a queste malattie. Quindi preventivo, diciamo, che le blocca... Esatto, ma in biologico dobbiamo lavorare solo in prevenzione, perché una delle difficoltà del biologico è proprio questo, bisogna prevenire. Ecco, e in Sicilia tutto questo che effetti sta avendo? Ma la diffusione del vigneto biologico è aumentato. Lei consideri che il vigneto siciliano attualmente è di 98.000 ettari, mentre quello biologico si attesta a 37.000 ettari, quindi c'è una crescita. Sta crescendo, sì. Però ancora è un po' è in minoranza. Certo, è ancora in minoranza, però molti ci fanno delle certificazioni verdi, come per esempio Sustain o Viva, che sono delle certificazioni in cui si ha un rispetto per l'ambiente, dove non si usano più diserbanti, quindi si sta cercando in maniera più leggera di avvicinarsi al biologico. E i nuovi giovani che creano i nuovi vini, che c'è un fermento... Sì, ormai le nuove generazioni sono green e quindi tutti puntano verso queste... Loro sono concordi su questo? Assolutamente sì, infatti diciamo che l'ostacolo è proprio questo, i giovani sono d'accordo, per loro è la normalità, cioè bere un vino biologico è la normalità. Per loro è la normalità, vero? Sì. Sia come viticoltori sia come consumatori. Sia come consumatori, certo. È vero? Sì, quindi diciamo che la fascia più interessata al biologico è sicuramente sono i giovani. E questo consente anche, come dire, nuove qualità, nuovi tipi? Sì, ci consente innanzitutto di interagire con un mondo nuovo, un mondo sano, perché poi il dubbio è sempre quello: è vero, è possibile fare tutto ciò? In realtà è vero, è possibile farlo. E questa è la grande Non conquista. è costoso? No, non è costoso. Che vuol dire non è costoso? Perché da quello che lei ha detto ci vogliono tutta una serie di accorgimenti che forse prima non erano necessari. In realtà, più che essere costoso, chi fa agricoltura deve aver studiato. Ecco, l'agricoltura passa in mano ai tecnici. Il semplice agricoltore che ha delle nozioni di base non può più fare l'agricoltura, perché oggi ci vogliono delle conoscenze importanti, bisogna conoscere, perché si ha di fronte un clima che cambia, bisogna avere delle tecnologie a supporto che ci permettono, anche modelli matematici, che ci permettono di intervenire. Quindi sono i professionisti che aiutano, collaborano che danno indicazioni per come gestire realmente la vigna, in questo caso. Ecco come sta cambiando anche, diciamo, un'agricoltura evoluta, un'agricoltura sicuramente verde, però a sostegno una grande conoscenza scientifica. E voi sentite che c'è una promozione in tutto questo da parte? Noi lo vediamo che i numeri incominciano a salire e che la gente cerca, soprattutto, ripeto, anche i paesi del nord Europa, ma anche l'America, comincia a cercare solo prodotti biologici. Che loro hanno i vini californiani e loro sono convinti che sono però poi accettano, come dire, come al solito adorano il vino italiano. Il vino italiano, sicuramente, il vino europeo. Anche questo qua? Sì, anche questo qua.
Quindi Il vino biologico sì. I francesi lo fanno pure? I francesi lo fanno pure. Fanno vini eccezionali, sì, loro hanno fatto scuola nel mondo del vino, assolutamente sì. Loro addirittura mancano italiani, oltre al biologico usano il biodinamico, che è un'altra forma ancora biodinamico sì, che è una forma di agricoltura che si basa sulle diciamo, le fasi lunari, quindi quando piantare, quando potare, però sì, e poi utilizzano dei concentrati che non utilizzano assolutamente prodotti chimici, creano un equilibrio all'interno del vigneto, quello che si chiama biocenosi, che probabilmente non lo interpretano dal punto di vista scientifico, noi tecnici sì, però lo fanno per esperienza tramandata. Ma quando uno scherzando dice ci vuole la laurea per fare il vino, in realtà oggi sì, per fare un vino di qualità sì. Per farlo di qualità oggi è necessario avere dei tecnici a fianco, come minimo, essere competenti come lei direttamente a livello assolutamente come dire, scientifico. Altrimenti non si procede. Diventa difficile. Beh, complimenti, grazie per averci spiegato questa realtà che sarà sempre più, che prenderà sempre più piede. Voi notate da parte, diciamo così, non so, di chi si occupa dell'agricoltura dal punto di vista istituzionale un sostegno su questo oppure no? Ci sono dal punto di vista della Comunità Europea dà dei contributi per l'agricoltura biologica e quindi già questo è un contributo che ci permette comunque di applicare certe tecniche costose. Questa è l'Europa, è un supporto, quindi sì, l'Europa, la Comunità Europea. Beh, molto importante. Grazie a Alessandro Rosenco. Grazie a voi. Complimenti, abbiamo imparato che cos'è il vino biologico. Da ora in poi vogliamo bere solo quello. Non lo so, vedremo, speriamo. Grazie, state con noi. È il momento dell'almanacco. Impareremo ancora altre cose insieme. Buongiorno Sicilia. Oggi vi vogliamo dare un consiglio utile e pratico per evitare le fastidiose vesciche che spesso si formano quando indossiamo delle scarpe nuove. Chi di voi non ha mai dovuto ricorrere a cerotti o bende per proteggere le zone irritate? Bene, sappiate che esiste un rimedio semplice ed economico per prevenire questo problema: la vaselina. La vaselina è una sostanza grassa e trasparente che si trova facilmente in farmacia o nei supermercati. Basta applicarne una piccola quantità sui punti di attrito tra le scarpe e i piedi prima di metterle. Qualche curiosità sui mancini. La sinistra era considerata la mano del diavolo perché contrapposta alla destra che benedice. Nei mancini domina l'emisfero destro, legato alla creatività e alle emozioni. Sono avvantaggiati nella scherma e nel tennis grazie all'effetto sorpresa sugli avversari. Capro espiatorio. Questo modo di dire indica chi viene accusato di colpe che non ha commesso per liberare gli altri dalle loro responsabilità. L'origine di questa espressione si trova proprio nella Bibbia, nel libro del Levitico, dove si racconta che gli ebrei, nel giorno dell'espiazione, offrivano 2 capri a Dio. Uno veniva sacrificato sull'altare, l'altro veniva mandato nel deserto con tutti i peccati del popolo addosso. Il primo capro era detto espiatorio, il secondo emissario. Oggi usiamo questo modo di dire quando vogliamo indicare una vittima innocente che subisce le conseguenze al posto dei veri colpevoli. Ancora un'occhiata ai quotidiani, Angelo, poi dopo alle stelle fra un momento. Benissimo, allora ieri c'è stato questo incontro di cui parlano stamattina i quotidiani. Meloni e Bill Gates si sono visti a Palazzo Chigi. Ma pare non sia andato bene. Ma la scintilla manca, scrive Repubblica. Manca la scintilla. Non subiamo l'intelligenza artificiale. Incontro a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni dice si è discusso delle opportunità e dei rischi dell'intelligenza artificiale, sulla necessità di governare i cambiamenti futuri evitando di subirli. Bill Gates: l'accesso all'intelligenza artificiale deve essere per tutti. Si è parlato anche della priorità sanitarie globali e delle tecnologie verdi innovative. Però non c'è stata la scintilla. Questa foto che vediamo qui è quella di padre Paolo Benanti, che è stato nominato presidente del comitato di esperti sull'intelligenza artificiale del Dipartimento Informazione ed Editoria. Quindi diciamo siamo ancora agli inizi, poi vedremo come evolverà questo rapporto tra chi
produce insomma l'intelligenza artificiale e immagino io vuole farci anche i soldi, certo. E chi poi dovrà utilizzarla e spendere anche i soldi. Va bene, intanto vediamo che succede lassù con Marco Amato che oggi spoggia una tazzina black and white, mamma mia. Sì, ma a proposito di intelligenza artificiale... Vedo che ci sono, diciamo, delle formule. Sì. La riconoscete? L'abbiamo un po' studiata tutti perché è la formula della relatività di Einstein. Semplicissima, una cosa come no? così, dai. Assolutamente, è proprio una cosa leggera per accompagnare il caffè. Esatto, bravo. E come mai oggi questa qui, Marco? Ma un po' il riferimento è all'IA, ma è un po' anche alla quantità di calcoli che dovrò fare perché questo weekend cambia la stagione zodiacale e quindi il Sole entra in Acquario e Plutone anche, e quindi assistiamo all'evento più importante dello zodiaco per quest'anno, quindi sarà proprio Plutone a portare una grande trasformazione, un enorme cambiamento nel segno zodiacale della scienza e delle tecnologie. Un po' tutti i servizi di oggi hanno affrontato questa tematica, dall'intelligenza artificiale alle nuove tecnologie nell'agricoltura. Ed ecco, è proprio la grande trasformazione di due elementi così scientisti e profondi come Plutone e l'Acquario, che unendosi insieme auspicherebbero ad una trasformazione, ad un rinnovo importantissimo in campo medico, scientifico, umanitario, sociologico, e con un'attenzione relativa alla medicina, scienza e tecnologia più vicina all'ecumene e all'umanità. Quindi i pianeti ci sono, speriamo bene, speriamo che Ma certo, in quanto mai speriamo. non fare i soliti pasticci. Senti, oggi che succede? Il weekend, sai che oggi è venerdì, quindi... Il weekend, esattamente, quindi diamo un po' delle indicazioni. Il weekend è inaugurato da un ottimo aspetto di Venere. Venere e Mercurio si collegano un po' a Giove e diventano molto velleitari, molto sintetici. È assolutamente un weekend relativo alla zona godereccia dello zodiaco. Sono un po' tutti i segni zodiacali coinvolti proprio perché questi aspetti planetari intervengono su più elementi e su più segni, quindi va bene un po' per tutti questo weekend, ma in particolare chiaramente per i Terra, Toro, Vergine e Capricorno, proprio perché i trigoni in questione si formano dal segno zodiacale del Toro a quello del Capricorno. Ebbene, il furbo Mercurio e l'espansivo Giove propongono dei nuovi dialoghi, propongono degli scioglimenti di piccoli non detti e dichiarazioni anche d'amore con la bella Venere, un po' di coppie che nascono, un po' di novità che vengono a sanare forse la stanchezza della settimana o qualche bruttura di questi ultimi periodi che ci fa un po' angustiare, mentre invece sembra inaugurarsi un periodo di sorrisi. Inoltre il Sole questo weekend passerà in Acquario. Acquario è segno della libertà e dell'amicizia, quindi benissimo anche i segni d'aria. Gemelli, Bilancia e Acquario trovano assolutamente di nuovo l'intesa e la creatività comunicativa, in particolare i Gemelli per tutto quello che riguarda la coppia. I Gemelli per ora sono molto concentrati nel risolvere delle dinamiche di coppia o familiari, mentre la Bilancia è un po' indaffarata nel risolvere a destra e a manca tutta una serie di beghe che ancora la tengono indaffarata, ma proprio il Sole in Acquario inizia un periodo di scioglimento perché le quadrature dal Capricorno vi hanno un po' nelle ultime settimane destato una serie di preoccupazioni. Ottimi anche gli Acqua, Cancro, Pesci, Scorpione, si godono un po' i frutti di lavori e di accordi che finalmente possono portare ad una nuova creatività. C'è un piano d'azione, soprattutto per i pesci in termini lavorativi, più grandemente e ambiciosamente per lo Scorpione, che già ha delle date, ha delle pianificazioni, ha degli obiettivi nuovi. Il Cancro rimane sempre più romanticamente, un po' più impacciatamente legato alla dimensione affettiva, anche perché finché non
passano i pianeti dal Capricorno, avrà delle opposizioni planetarie che lo metteranno un po' in ansia, un po' sulla corda. Per ultimi fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. L'Ariete sta rilanciando un po' su tutto e finalmente trova il coraggio di aprirsi sentimentalmente e anche di dichiarare i sentimenti laddove la situazione non è del tutto chiara, ma prenderà la situazione in mano. Leone, a proposito di situazioni, il Leone per adesso si barcamena su tutta una serie di visioni e proiezioni, non sa cosa fare fondamentalmente, proprio perché non si sente di afferrare qualcosa di consistente. L'obiettivo arriverà proprio con il passaggio del Sole in Acquario che vi renderà tutto assolutamente chiaro, anche se distante, quindi per raggiungerlo bisognerà creare un percorso. Ai Sagittario, sempre positivi intraprendenti, è proprio il vostro Giove quello che si connette un po' a Mercurio, un po' a Venere questo weekend, quindi sfruttate bene questa positività e rilanciate in amore e nella comunicazione. Create nuove relazioni e soprattutto sondate dei territori nuovi che possono essere un'opportunità sia lavorativa che relazionale, ma soprattutto sentimentale. E detto questo, vi auguro un meraviglioso weekend mentre io starò a fare tanti calcoli in mezzo a tanti dolci. Buon weekend a te all'insegna di Einstein, caro Marco, e buon weekend a tutti voi. Buon weekend! Oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Mi raccomando, prendete nota e preparatevi a divertirvi. Siete ascoltatori accaniti di indie e pop? A Catania arrivano Coez e Fra Quintale. L'unico appuntamento nella nostra regione è domani al Pala Catania. Sapevate che c'è un santo protettore anche degli amici a quattro zampe? Bene, è Sant'Antonio Abate, che viene festeggiato il 17 gennaio. Questa domenica, infatti, come da tradizione a Villa Cattolica a Bagheria, verranno benedetti i nostri amici a quattro zampe nell'atrio della Cappella Santa Rosalia. Per i futuri sposi è invece tempo di prepararsi. L'Universo Matrimonio approda al Palagiotto di Palermo. Torna Mondo Sposi, la manifestazione gratuita che presenta le ultime tendenze in fatto di cerimonie e matrimoni. Un altro grande appuntamento musicale per la stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana a Palermo. Stasera alle 21, con replica nel pomeriggio di domani, al Politeama Garibaldi di Palermo, la famosissima Beatrice Venezi dirige l'Orchestra Sinfonica Siciliana sulle note di Tchaikovsky. Per gli amanti del teatro invece c'è Edoardo Leo a Catania che andrà in scena all'ABC per il secondo appuntamento di gennaio con la stagione di prosa Turi Ferro 2023-2024. Il popolare attore va in scena da stasera con Ti racconto una storia, letture semiserie e tragicomiche, fino al prossimo fine settimana. Questi sono solo alcuni dei tanti eventi che vi aspettano in Sicilia in questo fine settimana. Vi aspetto e ci risentiamo presto, augurandovi ovviamente un buon weekend. Oggi ha fatto la svelta, è andata veloce, bravissima. Allora, noi invece andiamo all'indietro, iniziamo con la musica. Il 19 gennaio del 1853 a Roma debutta Il Trovatore di Verdi, una delle opere più famose e apprezzate del grande compositore. Passiamo alla scienza. Il 19 gennaio del 1915 Georges Claude brevetta la lampada neon. Pensate, questo signore qui, la prima fu usata per illuminare un negozio di barbiere, ma presto naturalmente si è diffusa in tutto il mondo. Ma non tutto è luce nella storia. Il 19 gennaio del 1939 l'Italia diventa una dittatura fascista con la soppressione della Camera dei Deputati e la creazione della Camera dei Fasci e delle corporazioni. Passiamo ad un gioco. Il 19 gennaio del 1955 lo Scarabeo fa il suo debutto in Italia. Inventato negli Stati Uniti nel 1931 da Alfred Batz, da allora è diventato uno dei giochi più popolari e divertenti al mondo. Il 19 gennaio del 1966 la riconoscete, Indira Gandhi viene eletta primo ministro dell'India.
è una elezione che suscita enorme stupore, mai fino ad allora una donna aveva rivestito un ruolo strategico e pubblico nella storia indiana. Passiamo al 19 gennaio dell'83, quando viene annunciato l'Apple, Lisa, questo qui, il primo personal computer dell'Apple. Era un computer avanzato per l'epoca, ma anche molto costoso, infatti fu un flop commerciale, ma aprì la strada ad altri prodotti di successo come il Macintosh e l'iPhone. 19 gennaio del 2016 muore Ettore Scola, uno dei maestri del cinema italiano. Tra i suoi film più celebri ricordiamo C'eravamo tanto amati, Brutti, sporchi e cattivi, una giornata particolare che gli valse la nomination all'Oscar come miglior film straniero. E il 19 gennaio del 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nomina la senatrice Liliana Segre, una delle vittime sopravvissute alla Shoah, senatrice proprio a vita. Liliana fu deportata ad Auschwitz a 13 anni e dopo la guerra dedicò la sua vita, a raccontare la sua vita, la sua esperienza per non dimenticare. E oggi ricordiamo anche Janis Joplin, eccola qua, nata il 19 gennaio del 1943, morta soltanto a 27 anni per overdose. La sua carriera fu breve ma intensa, in soli 7 anni è riuscita a imporsi come la prima superstar femminile del rock in un mondo dominato dagli uomini. Tra i suoi successi più famosi Piece of My Heart, un pezzo del mio cuore, una canzone che ricorda il sacrificio di una donna innamorata che regala il suo cuore a un uomo che non la ama. Il brano è stato ripreso da molti altri artisti, fra cui Steven Tyler, il leader degli Aerosmith, che ne ha fatto una versione rock. Noi ascoltiamo proprio la sua cover di Piece of My Heart e con questo vi auguriamo buon weekend, vi diamo appuntamento a lunedì. Buongiorno Sicilia. A lunedì.